Ci si aspettava un fatal Verona, per il Milan invece insomma ci ha un po' delusi. Ieri un 3-1 forse anche un po' troppo severo, tra l'altro. E purtroppo è vero, no? Se è vero. No, Certo, se è vero, Ah, tutto ok, no, attaccato. vabbè, comunque secondo me è anche un po' troppo pesante. Ci avevamo avuto per un po' l'illusione, l'occasione di dare un dispiacere, insomma, al Milan, di battere anche il nostro record di punti, insomma, in Serie A, ecco. Però cosa vuoi che ti dica? Non tutte le polo, la menta preferita, riescono col buco, dai, come si dice, no? Diciamo che non è sempre sagra, via, dai. Continuiamo allora. Questo stadio non è un albergo. Sì, ma come c'entra? Non dire gatto se abiti dopo Montecchio. No, salutiamo gli amici. Qua. Poi onestamente, insomma, come può uno scoglio arginare il mare? È vero. Era difficile arginare le discese ardite di Leao, giusto? Sì. Ma non solo le discese ardite, cioè No. anche le risalite, perché qua mi ritornava anche in difesa, Fisca, che correva come uno che c'ha il corri-corri. Sì, no, è E in un più atleta, sembra che non faccia nemmeno fatica. È vero, cioè, è vero. corre ridendo e ride correndo. Cioè, non si capisce, uno che sembrava quasi che ci fosse il campo in discesa. Impressionante. Se ci sipano la borsetta alla sua amorosa, quello lì è capace di correre dietro al pesottino e di riprendere. Sì. Sabato torna su una vecchia conoscenza, tra l'altro, Sì. il mitico ormai per noi veronesi, Ivan Assolutamente. Juric. Contento di rivederlo? Contento, cioè, intendiamoci, non è che sia un mio parente immigrato in Australia che torna dopo tanti anni e ti porta un boomerang a forma di canguro e un portachiavi di Mr. Crocodile Dundee, cioè, voglio dire, ragazzi, cioè, voglio dire, e magari sai, quando torna il parente dice hello Maurizio, sono tuo zio Cesarino, mate, no, così, this is souvenir is for you, no, where is the bionda, magari, No, anche lì. torno il mio ex dipendente, cioè, Sì. Ho capito. al quale tra l'altro ci ho sempre pagato Tutto. i contributi, 13esimo, 14esimo, Bravo, straordinari bravo, così pagati, Pandora e bottiglie a Natale, Colomba quando che era Pasqua, cioè, io ci vado a testa alta con la gente. Bravo Presidente. Hai sempre stato trattato con i guanti, signorino. Adesso noto un po' di polemica. Se chiedeva ferie ci si dava le ferie, se chiedeva un permesso ci si dava il permesso, se arrivava in ritardo si è sempre chiuso un occhio, se timbrava il cartellino in ritardo non abbiamo mai fatto storie. Il cartellino all'allenatore. E la pausa caffè che sembrava una pausa pranzo-cena. Addirittura. Insomma, però io non ci ho mai detto niente. No? Per non parlare di quando chiamava Cosa il faceva? telefono, no? Magari non voleva partecipare alla coppa. E parlava con la voce camuffata e faceva l'accento svedese e diceva pronto presidente e rispondevo Juric lei? Come Fantozzi. Quindi sabato per voi insomma sarà una partita. Ma sì, sarà una partita come un'altra. No, Presidente, no. Nessun rancore, si perdisci 4-0. No. Cosa? No, il cane. Il cane. Nessuna voglia di rivalsa. Intanto sì. sei 5 punti sopra. No. Chi è che sopra? In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.